4 sacchetti di carbone per la politica veneta, quelli portati dalla Befana di Federcontribuenti. 4 come i temi che solleva l'associazione dei contribuenti, la mancata liquidazione di Veneto Banca, la pista da bob di Cortina, la gestione della Pedemontana e gli aumenti del gas ed elettricità. Carbone perché questo è il risultato di un anno di amministrazione veneta. 4 sacchetti che abbiamo presentato di carbone, partendo quello del risparmio tradito e neanche recuperati i 50-60 milioni della Ferac SPA che è stata assegnata, ma non sono mai stati incassati comunque i denari da risarcire in parte i risparmiatori veneti. La seconda comunque che è sotto gli occhi di tutti è la Pedemontana, che doveva essere finanziata con Financial Project e che poi i privati non si sono presentati, penso l'hanno pagati i veneti. Adesso fanno lo sconto sulla tratta, su una tratta del 60% solo a chi possiede il Telepass, però se tu salti comunque la prima uscita non hai più lo sconto, perciò devi fare la Pedemontana uscendo ad ogni uscita e rientrando subito dopo. Terza cosa che invece ci rende abbastanza ridicoli un po' in tutto il mondo come veneti è quello che la pista da bob per le Olimpiadi non sarà pronta. Tema fondamentale per le famiglie e le aziende venete, gli aumenti di gas e luce. Vorrei capire quale piano è stato preparato per poter sostenere questa, soprattutto le aziende energivore, ferriere, acciaierie, cartiere e quant'altro, e anche per le famiglie, perché questa botta sarà terribile. Già abbiamo l'energia più cara d'Europa, con questo aumento non so chi potrà permettersi ancora il riscaldamento o la TV accesa fino a una certa ora.